Intanto ringrazio per averci invitato qui e averci dato l'opportunità di far vedere anche parte del nostro lavoro, perché siamo nella regione più importante per il vino in Italia e, come abbiamo visto, stiamo parlando di una regione che produce 12 milioni di ettolitri di vino, quindi è un sistema vinicolo. Abbiamo visto quanto sia complesso, importante, diffuso in questa regione la produzione di vino, quanto questa regione conti in tutte le variabili che normalmente andiamo ad analizzare, quindi è la prima regione produttrice, la prima regione per superficie, la prima regione esportatrice, la prima regione per valore delle produzioni DOP-IGP nel vino, e quindi stiamo parlando del cuore comunque del sistema vinicolo italiano. E abbiamo visto quali sono i risultati in questo anno, diciamo un po' di transizione, un po' complicato. Non stiamo parlando di anni facili per il vino, perché come abbiamo detto sono anni in cui stanno maturando tante combinazioni di variazioni nei gusti dei consumatori, e quindi le produzioni si stanno adeguando a questo nuovo modello di consumo. Il Veneto, come abbiamo visto, lo fa da sempre, lo sta facendo soprattutto su il prodotto di punta che è la spumantistica, quindi il prosecco, ma lo fa anche su tutti gli altri prodotti, e soprattutto abbiamo visto come anche i vini fermi DOP-IGP in realtà in questo momento, pur nelle difficoltà che abbiamo visto, hanno comunque delle performance migliori rispetto a quelle della media nazionale.